Ne parlavamo di due incendi, l'altro ieri ad Ariano nel Polesine, ai danni di un'importante azienda del settore ittico, anche qui danni ingentissimi. Vediamo. Una lunga notte tra le fiamme ardenti, finalmente alle spalle, ore di lavoro per i vigili del fuoco e adesso si contano i danni per l'azienda Medusa Regnoli nel Polesine, un incendio devastante che ha distrutto l'area produttiva, una superficie di quasi 7.000 metri quadrati. L'azienda è riuscita a salvare alcune strutture cruciali come l'area amministrativa e un magazzino. All'arrivo delle squadre il rogo aveva già interessato gran parte del capannone, una densa nube nera che ha oscurato il cielo su tutta la zona del delta del Po. I soccorsi e gli aiuti sono arrivati da tutta la regione, così come la solidarietà ai proprietari di un'azienda molto nota anche al di fuori del Rodigino. Ma è tutto questa fabbrica, è tutto questa fabbrica, cioè, il suo lavoro. La proprietà ha detto che in ogni caso si impegna a riaprirla. Ma speriamo. Regnoli è un guerriero, non può mollare, sono sicura di questo. È un grande, ci ha sempre aiutato anche col Covid, non ci ha mai lasciato senza stipendio, è un grande, fidati. Si merita di più, è un uomo che io stimo moltissimo, a prescindere che il mio datore di lavoro, veramente è un grande, un guerriero. Sì, verso il dottor Mauro e il figlio Giorgio, tutto il personale è molto riconoscente, è sempre stata una gran degna persona e quindi nessuno di noi può dire niente. Lei fa parte del sindacato e affronterete questo primo periodo come? Adesso dovremo riunirci lunedì mattina qua in azienda, proprio qua davanti, per parlare appunto con i responsabili dei sindacati. In una zona come la nostra, che è il distretto ittico più importante d'Europa per la vongola, la cozza, l'ostrica, quindi la lavorazione del pesce, e questa attività storica deve continuare e speriamo che quanto prima questa brutta vicenda, questo incendio devastante possa essere rimediato sistemandola quanto prima. Sono attività che debbono esserci orgoglio del nostro territorio. Un punto di riferimento per una gastronomia ittica d'eccellenza, un forte impegno a sostegno della ripresa da parte di tutti. Per ora sono in corso le indagini sulle cause dell'incendio e l'area rimane ancora isolata. E in un futuro recuperare anche che la Regnoli possa ripartire. Intanto i mezzi di sostegno e dopo vediamo se